70 milioni di persone, più dell'intera popolazione italiana, è il numero di turisti che annualmente visita il Veneto, affollando alberghi, campeggi, bed and breakfast e anche tanti appartamenti messi in affitto dai proprietari, un fenomeno che si pone con forza anche e soprattutto a Venezia, che con quasi 30 milioni di visitatori fa la parte del leone, in una regione che turisticamente è la prima a livello nazionale. Ora il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all'unanimità il disegno di legge che disciplina proprio il settore degli alloggi in locazione turistica, introducendo tra l'altro il cosiddetto codice identificativo regionale, un provvedimento rivolto a quelle case messe in affitto in maniera privata attraverso portali telematici. Chi affitta d'ora in poi dovrà seguire 3 nuove regole. Uno, che paghi la tassa di soggiorno, così come pagano tutte le strutture ricettive, bed and breakfast, gli hotel, tutte le altre strutture, gli agriturismi. Due, che comunichino alle autorità competenti, in particolare la questura, le presenze turistiche, quindi noi vogliamo sapere chi va a dormire per una questione di sicurezza all'interno degli appartamenti che vengono affittati. Tre, che paghino le tasse nazionali, ovviamente. Stiamo semplicemente e doverosamente disciplinando un'attività che ha avuto negli ultimi anni una crescita enorme, spesso incontrollata e disordinata, ha spiegato Caner. L'assegnazione del codice faciliterà esattamente il contrasto di ogni forma di irregolarità. Venezia e Verona sono i 2 casi limite all'interno della regione Veneto ed è proprio per questo che noi siamo intervenuti con questo codice. Vogliamo che siano in regola, quindi che rispecchino anche i criteri, diciamo, legati criteri urbanistici, sanitari, quindi devono essere ovviamente appartamenti agibili perché ci vanno delle persone e ovviamente devono pagare le tasse, tutto qua.